anche il vostro servizio, importante, utile, deve farsi un servizio tessitore di pace. Pace non è pacificazione, siamo tutti buoni. Pace è far venire fuori la giustizia, le mancanze della giustizia. Non solo la giustizia delle leggi, ma quel senso del giusto che è dentro ciascun uomo e ciascuna donna. Avrete sentito la liturgia della parola di questi giorni e sottolineato spesso uomo giusto. Giuseppe, lo sposo di Maria, un uomo giusto. Zaccaria e anche Elisabetta, un uomo giusto. Giuseppe, se andiamo a guardare, non è proprio giusto nei confronti della legge di Mosè, perché doveva ripudiare Maria. Quindi una giustizia che va oltre la lettera, una giustizia che sa guardare oltre il dato sterile, quella giustizia che rende verità a ciascun uomo e a ciascuna donna. Ecco, il vostro servizio credo che sia importante per tessere la pace nelle nostre piccole e grandi guerre locali, perché ci sono. Hanno diversi volti, diversi aspetti, ma ci sono. Ecco, una informazione giusta, che sappia guardare per davvero all'umano che è in noi e al bene comune. Spesso si parla di bene comune, ma a volte risuona un po' vuoto. Giuseppe ci ricorda nella narrazione fatta qualche giorno fa dal Vangelo, Giuseppe, lo sposo di Maria, non dice nulla nei Vangeli. Se cerchiamo una parola non c'è, però ogni volta che fa un'esperienza di Dio, dell'angelo, il risultato è Giuseppe si alzò e fece quanto gli era stato detto. La fede di Giuseppe è una fede del fare, non è una fede parolaia. Sì, vediamo, poi una fede di promesse, è una fede dell'agire. E allora, considerando che Giuseppe ha tanti devoti, tanti clientes, il patriarca San Giuseppe, si può imparare ancora da lui. Se lo porto in giro per le strade, potrei pure portarlo in giro imitando le sue azioni. È un ora buio. Tante lampade continuano a spegnersi, tra menti sempre più confuse e coscienze sempre più disorientate, doveri sempre più traditi. E allora accogliamo questa riconsegna che ci viene dal Natale, il servizio alla luce, per noi stessi, per quelli a cui siamo mandati. Ecco che anche il vostro lavoro, la vostra attività, che immagino si svolga in mezzo a tante difficoltà, ecco, che sia un servizio alla luce della verità, nella carità, ma anche nella chiarezza, nella trasparenza. Questo è l'augurio che faccio a questa Chiesa Agrigentina, alle amministrazioni comunali di questo territorio,
abbiamo 43 comuni, ed è veramente un augurio che voglio far giungere a queste amministrazioni, perché nel loro ambito possano anch'esse essere al servizio della luce e del bene comune e di null'altro. Buon Natale a tutti, siate portatori di luce.